un intervento vivente in uso punti specioccoso del Sardware è un assozio che ha idee informatiche, si è sposato, dunque bene sì, noi si imparare. Probabilmente che qualcuno dello Sardware conosce le interfacce del Telegram e del Firefox che molti stati a tradurre in sardo. Tocca da noi che s'arrivo dell'informatica di internet e sul digitale in maniera generale cambia su panorama e su sardo. Dante cominciava a scrivere praticamente in questa comunicazione pubblica, però ovviamente sul passaggio più importante è stata questa crescita di questa generazione di informatici che trattava i INAS, i Strastus e che sta intro a questa macchina e dunque sarà stato presente a mano diretta c'è Gianfranco Fronteddu, dottorando di ingegneria e tecnologia posta traduzione, che è in noi in Porto Umano, conoscevo Isaina, se imparato Isaina, conoscete chat GPT, ma pure Aina argomenti Google Translate, oppure no duello, come si dice la giocare in me. Aperto i usanti della Vallau a un traduttore automatico che si narra Apertium, che è residente in Catalogna, probabilmente Santa vista meglio questa cosa, e poi Satru che viene a mano manca, a mano diretta in effetti, Stefano Pettis, che è uno studente di storia, però informatico sicuro, passione, narauso e che va sicuro di questo assozio che si narra Sardware. Tenéis 10 minuti. Saluto a tutti e a causa e grazie al professore Mongili e Andrea Porco per il motivo e nos ha dato l'opportunità di presentare questa esperienza nostra. Ego nammoso l'esperienza del Sardware la nota dai comincio dall'anno 2016 e penso che il Sardware sia una metafora che realmente cambiata all'invasarda e andare a si usa socio fino a oggi. Poi avrebbe più un'evoluzione, la stessa evoluzione ha un'uto già lingua in informatica e digitalizzazione. Abbiamo cominciato in pratica, non va via belle e nuda, infatti l'UNESCO aveva classificato l'invasarda in pericolo, va via da tutto un montone di allegas tecnicas, allegate di sociolinguistica, di glossia, pronarre, bilinguismo verticale, non va via da più una risorsa informatica. Io di proessire sul traduttore Apertium italiano-sardo, vedi già stanno sull'esperienza di Facebook, in qualche maniera vi ha dato comprendere che qualche cosa di sardo si poteva dare. Però mancava da su Simberta, per dare per cominciare, per attaccare questa rivoluzione, culturale, in occasione che siamo arrivati a e sul primo progetto in pratica l'abbiamo cominciato in tre, però l'iniziativa di Adriano Martins, il professore abbiamo mentorato, ego, Lisandro Beccu, e poi il suo gruppo di lavoro iscritto fino a arrivare a questa generazione, diciamo, che siamo già in un bello gruppo di lavoro, che siamo arrivati a essere associo culturale. Ecco. E abbiamo cominciato la traduzione del Telegram, in pratica non va via nemmeno herramienta per non sponnere a tretto di lavorare. Ma mentre abbiamo orciato una piattaforma di traduzione del programma, per non modernare, l'abbiamo adattata per poter lavorare su sardo, quindi di un'altra lingua di minoria, però già tenia da certe cose su sardo non tenia. E si è presentato dai diretti sul problema della lingua, non allegando nemmeno di ortografia, noi già questa esperienza di aperto
abbiamo visto all'esini sos profettos della lingua sarda comune, asunisce a livello informatico, presuvato di cada programma tenesse a regola sua, era di coerenza, asunisce a livello ortografico, ma vinas a livello namoso filologico, podemos narrare, e poi non mancavano sos allegas, non riuscivamo a leidi in maniera più giusta, magari di narrare una cosa o satira, e vinas alle poteva essere questa traduzione in mengiuso, no? Conforma a uso namos a simpreo de su programma. E Telegram gaiamente aperto in altre tecnologie, tenia da vina su profetto di essere de code aperto, e stannare si permettia da su trabalho in comunità, su un cambio di informazioni ed esplanare namos questa cosa, vinas de chegettare tutto usarla a livello tecnologico e non permettia namos a salimba di evolvere. E infatti se poi sia la prima versione del Telegram, stato sul primo travaglio umano dura un anno, e amato, ed ecco, e poi stiamo basando in occasione a dove che siamo arrivati siamo un bel gruppo di persone, cada uno il suo linguaggio suo, cada uno la sua competenza sua, abbiamo ipodimo, abbiamo vinas a travaglio ormai, nos siamo gettati a tecnologie nuove, vinas in finanziamento regionale. Abbiamo vinto il premio dell'Istituto Bellieni sul 2009, è stato uno strumento che ci ha dato piacere, ci ha animato a seguire in questo cammino. E che siamo arrivati a tecnologie che sono più avanzate, abbiamo usato di tenere un navigatore a Firefox a disponimento di tutti, non è cosa di conto, abbiamo portato navigatori satellitari, abbiamo portato altri social network, abbiamo avviato la collaborazione in altre pagine su applicazioni in sardo, vado un montone di programmi in sardo. E questo però i terrenari, la lingua si sta evolvendo, però non spone di vinas a pesciare anche non bisogna da un standard, vinas a livello scritto, però vinas per arrivare a livello di standard linguistico, questa è già una cosa più da innanzi, tutte queste esperienze sono qualche cosa che possiamo dire, possiamo in qualche maniera trattare, ecco. Ego posso un po' spiegare mentre nasce il socio, mentre che siamo arrivati a dire di oggi, e che io volare sul microfono andiamo un panzo e vanno e posare a contare più a San Minuto, andiamo più a fine, siamo arrivati e fino al punto che siamo arrivati. Lo sto lasciando. Grazie a Gianfranco. Sì, devo naravno operaietto, poi non sei un linguista, non sei informatico, non era professionale, sono studiante di storia, cioè, insomma, sono arrivato poco tempo, sono arrivato su 2021 in maniera random che mi sono posto, non me la ricordo documenti, a portare una stringa, una frase in una piattaforma possa localizzatura in cooperazioni, però una cosa in una maniera, cioè sbagliando in Arauso che non mi ricordo neanche quale programma avviata, forse sì, che ti ha portato, ok, in LSC, però devo portare, cioè, ti portare di stringa in pareti in campi danesi, però questo problema è che manca di coerenza interna, no? È un principio del porto umano, questa localizzatura di un'opera, di un programma, poi si deve imprare
un uvuetto narauso vongiu anzi kerrere e poi si vongiu narrere e ponnai insomma queste cose si confonditi, cioè non sti coerenti e dunque e non mi ricordo se mi hai descritto tu, io forse sì, solo più Adriano che conosci Adriano a questo contesto su e manti fatto notare questa cosa, però manti proposto che poesia giudai mancai fate uso un attopio e poi e vi uso commenti insomma lo sattopio a conoscere un vago Sadruma viaggiai devo fare studi in Barcellona e torna sempre questa cosa e dunque adesso entravo e cominciavo a donare una mano mancai, cioè appunto devo essere uno specialista però cioè spago competenze che tengo dopo posta cioè i parenti sbagliando però comunque la canzone cioè è canzone cioè poi quando si può da lingua in Sardegna si dibatta assai spesso e narrava tossica però ha portato un ambiente ovetto cioè meda non bacchettone no pivincu meda no e dunque uso ha collaborato a attualizzatura del Telegram poi ecco quando tu localizzi un programma su programma si a essere attualizzato no adesso i sviluppatori sì si che attualizzato questi Telegram esti metavertili poi di funzionalità di sì no in poco tempo se dunque tocca da varrai su vasso e ha aiutato fino a questo questo valore che sti Firefox che sti manno cioè c'è sti buffi un anno forse 2 anni so e non da grazie